Benvenuti, oggi è domenica 9 febbraio 2025. Il sole sorge alle 6:57 e tramonta alle 17:31. La luna si leva alle 14:13 e cala alle 5:01. Oggi si celebra Santa Apollonia. Il nome Apollonia viene dal greco e vuol dire dedicata ad Apollo. Oggi, 9 febbraio, sarà possibile assistere all'evento sportivo più seguito e celebrato negli Stati Uniti e probabilmente nel mondo. Stiamo parlando della 59esima edizione del Super Bowl, la finale del campionato della National Football League, che comprenderà inoltre un concerto di mezz'ora con performance di artisti di fama mondiale e decreterà il campione della stagione 2024. Se siete appassionati di fumetti, oggi celebriamo due star mondiali dell'universo Marvel, nate proprio nello stesso giorno. Iniziamo con Michael B. Jordan, che oggi compie 38 anni. Celebre per il suo ruolo di Adonis Creed nel film spin-off di Rocky, ma l'attore è anche famoso per il suo ruolo di Killmonger nel film di Black Panther. Passiamo poi a Tom Hiddleston, l'interprete di Loki, che oggi spegne 44 candeline. È noto per la sua interpretazione nella miniserie televisiva The Night Manager del 2016, per la quale ha ricevuto una nomination agli Emmy come miglior attore e ha vinto un Golden Globe come miglior attore in una miniserie. E infine un caloroso augurio a un altro grande attore americano, Joe Pesci, che oggi compie 82 anni. È principalmente noto per l'interpretazione del mafioso italo-americano Tommy DeVito in Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese, ruolo che gli valse nel 1991 il premio Oscar come miglior attore non protagonista. Ha recitato in altre 3 pellicole di Scorsese: Toro Scatenato, Casino e The Irishman del 2019. Per quest'ultimo film ha ricevuto una candidatura per un terzo Oscar, sempre come miglior attore non protagonista. L'iniziativa fu di uno studente di Harvard, Dwight Philley Davis, grande amante del tennis. Il torneo a squadre da lui ideato debuttò il 9 febbraio del 1900 a Boston. La prima edizione della Coppa Davis fu vinta dagli Stati Uniti, in palio la famosa insalatiera d'argento, pesante quasi 200 kg. Ma sapete di cosa si occupa l'ingegneria genetica? Si tratta di quella branca dell'ingegneria che studia le modificazioni genetiche di piante e animali. In molte parti del mondo il suo uso è controverso, anche se spesso si sostiene che sia l'unico modo per nutrire una popolazione in costante crescita. Sapete che il primo prodotto geneticamente modificato messo in vendita fu un pomodoro nel 1994? Buona domenica ai 12. Oggi il cielo è in serbo delle sorprese molto importanti per i segni zodiacali. Marte e Saturno si uniranno in un solido e importantissimo trigono e il Sole si congiunge a Mercurio per avere nuove idee. Ariete. Bene, la configurazione astrologica di oggi vi porta molta fortuna, soprattutto per le idee e le relazioni. Sole e Mercurio dalla vostra parte. Intanto nel cielo Marte prende forza con un solido Saturno che lo rende ancora più motivato. Forza Ariete. Toro, la giornata di oggi è una giornata che prevede l'appoggio di 2 pianeti molto importanti, Marte e Saturno. La loro posizione di trigono rafforza la vostra volontà e finalmente vi trovate davanti a delle scelte possibili. Gemelli, la giornata di oggi vede il vostro Mercurio splendere accanto al Sole in Acquario, uno stupendo trigono che vi porta idee nuove, brillantezza sociale e tutta una serie di dinamiche per una domenica fantastica. Cancro, la giornata di oggi vi vede in parte protagonisti proprio perché il Marte che ospitate con il trigono di Saturno diventa solido e volitivo, un po' come voi, che finalmente prenderete delle decisioni sensate in famiglia. Leone, giornata oggi molto importante,
Sole e Mercurio sono in opposizione ma congiunti ed entrambi vorranno fare chiarezza comunicativa sui non detti. Vergine, la giornata di oggi prevede un Marte e un Saturno molto solidali. Seppure Saturno è in opposizione, la vostra distanza in gradi vi porta ad essere molto più decisi sul da farsi, meno indecisioni, più azione. Bilancia, la giornata di oggi prevede l'appoggio di uno splendido trigono Sole-Mercurio. Oggi non mi mancheranno le idee, le relazioni, gli inviti. Oggi è tutto a vostra disposizione per riprendere le dinamiche seduttive e sociali. Scorpione, una giornata oggi che prevede le idee un po' confuse. Mercurio e Sole sono in quadratura, ma l'appoggio vero e proprio arriva da Saturno e Marte, per cui passione anche senza ragione. Sagittario, giornata oggi molto importante perché le idee di Mercurio con il Sole amico sono assolutamente dalla vostra parte. Molto distanti in gradi sia Marte che Saturno, che quadra e che vi obbliga ad una razionale riflessione confrontandovi con un amico. Capricorno, giornata oggi molto importante per voi visto che il vostro pianeta Saturno è in amabile sodalizio con Marte. Giornata piena di azione, di sport e anche di grande passione. Acquario, oggi è Mercurio che capeggia nei vostri gradi. Brilla, comunicativo, inventivo e geniale come al solito. Nuove relazioni sono all'inizio. Bene, godetevele, esploratele. Pesci, giornata oggi che prevede un Saturno splendere nei vostri gradi volitivamente appoggiato da Marte. Oggi è una giornata piena di forza decisionale e di grande capacità di imporvi. L'ultima volta è apparsa il 9 febbraio del 1986. La cometa di Halley, avvistata a partire dal 240 a.C. e chiamata così in onore di un astronomo inglese, è passata dal sistema solare scortata dalla sonda europea Giotto, che ha studiato la sua coda di gas. Per vederla di nuovo bisognerà aspettare il 2061. Il modo di dire "non c'è trippa per gatti" significa che non c'è niente da fare o da mangiare, che la situazione è disperata o miserabile. L'origine di questa espressione è incerta, ma si ritiene che derivi dal fatto che la trippa era considerata un alimento povero e scadente, che veniva dato ai gatti solo quando non c'era altro disponibile. Quindi se non c'è nemmeno la trippa per i gatti, significa che non c'è proprio niente da fare. Il matto di oggi è un personaggio davvero affascinante, Paul Wittgenstein. Le informazioni che abbiamo su Paul ci arrivano grazie a Thomas Bernhard, che ha condiviso con lui il reparto psichiatrico. Paul è un personaggio unico nel suo genere, un uomo di vasta e profonda cultura, capace di discorsi filosofici raffinati. Tuttavia è anche una persona fragile, con una sensibilità esasperata e preda di crisi psicotiche sempre più frequenti. Bernhard è affascinato da Paul e lo considera il proprio alter ego. Li unisce la malattia, un amore e odio nei confronti di Vienna e una critica feroce e un disprezzo verso la borghesia austriaca. I limiti del mio linguaggio costituiscono i limiti del mio mondo. Abbiate sempre curiosità e voglia di conoscere culture diverse dalle nostre, leggendo un buon libro oppure imparando lingue straniere o viaggiando. Noi ci rivediamo domani. Buona giornata dalla vostra Martina.